nella fotografia. Benvenuti ragazzi, benvenuti nella cucina chic di Paolo Orlando. Oggi allora ragazzi, iniziamo. Oggi faremo dei piatti, da questa puntata faremo dei piatti in cui l'impiattamento deve essere buono, deve essere bello, estetico, e creeremo anche dei piatti ogni tanto un po' più sofisticati dove andremo a tentare delle cose. Logicamente poi ci sarà anche un giudizio finale se il piatto praticamente ha bisogno di aggiunte di altri ingredienti oppure se va bene così, diciamo, il piatto. Oggi faremo dei tortellini alle ortiche. Molte persone hanno paura dei tortellini alle ortiche, ma vi dico che non è così, perché io l'ho provato e sono veramente molto buoni, e poi tra parentesi l'ortica è veramente straordinaria. Però come condirli? Come condirli? Ci sono 3 modi per condire i tortellini, in particolar modo alle ortiche, cioè sono dei tortellini composti da un interno di ricotta e ortiche. Ma come condirli? Ci sono solo 3 modi. Il primo è quello con il classico burro, e può essere burro e speck. Secondo, in questo caso qua non si utilizza la panna. Secondo metodo è questo qui, che adesso io vi faccio vedere, che è quello che noi andremo a fare. Rappresenterebbe cuocere delle lenticchie, io già le ho cotte, con della cipolla, delle carote, solito procedimento per cuocere le lenticchie, però dovete aggiungere una fogliolina di alloro. Questa fogliolina di alloro darà un enorme odore e anche sapore a queste lenticchie, che poi automaticamente, una volta preparate le lenticchie, bisogna saltarle con un po' di burro, quindi appena saltarle nel burro con delle granelle di noci. Quindi noi andremo a utilizzare le noci e le lenticchie per fare il condimento del raviolo. Però è nato un problema, che Elio ha detto: io voglio così, però oggi le vorrei anche con la melenzana. Allora è inutile preparare diversi piatti, noi creeremo un fondo fatto con queste melenzane, che logicamente ho fatto già. Quindi queste melenzane, che sono praticamente melenzane a funghetto, ed andremo a creare un sughetto solo con i pomodorini. Allora, questo qui, il sughetto con i pomodorini, pomodorini e basilico, rappresenterebbe un altro condimento ideale per i tortellini che sono alle ortiche. Tortellini, parliamo tortellini di ravioli, di tagliatelle, sono tante cose che fanno alle ortiche. Quindi noi qui andremo a sminuzzare e creeremo un sughetto che durerà giusto a 2 minuti, niente di più. Il pomodoro noi lo faremo crudo, non andremo a miscelare con le melenzane, semplicemente perché io voglio fare in modo che i tortellini acquistano semplicemente il loro condimento qui, formato dalle lenticchie e le noci. Quindi verranno posti poi su questo letto creato sotto con i pomodori. Al centro andremo a mettere le melenzane e sopra adageremo i nostri tortellini, che saranno stati conditi dalle lenticchie e dalle noci. Quindi dobbiamo solo aspettare che arriva il momento di cuocere la pasta, perché fortunatamente già stamattina mi sono preparato tutte queste cosettine qui, non è stato difficile, una mezz'oretta
mezz'oretta, 40 minuti abbiamo aspettato per creare le lenticchie. Qui è stato un po' più facile, abbiamo fritto le nostre melenzane, creato un sughetto a parte al basilico e quindi abbiamo creato le nostre melenzane praticamente a funghetto con i pomodorini ciliegino. E invece qua noi utilizzeremo poi il pomodorino datterino per fare il fondo del sugo, perché il pomodorino datterino è molto più dolce e quindi crea un ottimo contrasto con le lenticchie e le noci, quindi verrà veramente un bel piatto. Quindi a più tardi che incominciamo poi a fare tutti i procedimenti che dobbiamo fare. Adesso la prima cosa che noi faremo sarà quella di sgusciare, si bloccava la lingua, di sgusciare quindi le nostre noci, e a più tardi ricette da sballo. Allora ragazzi, abbiamo sgusciato quindi le nostre noci, logicamente non ho preso tutte le noci, le abbiamo separate, ci siamo accorti che le noci sono praticamente buone, quindi abbiamo separato per bene tutte le noci e adesso le sminuzzeremo. Allora io faccio così perché nelle cucine di classe dovete sapere che lo chef mette in mezzo tutto, poi dopo a lavare sono gli altri operai. Invece noi facciamo così, lo stesso viene di classe e non già a mettere a lavare pure lo sminuzzatore per sminuzzare due noci. Voilà. Quindi facciamo così, che poi io non voglio una farina di noci, io voglio le noci nel piatto. Quindi basta semplicemente fare così e il gioco è fatto. Il si mettono che i termometri, pigliano pentola a tutta la forza e poi non solo loro a lavare. Invece noi che ce l'hanno a lavare, quindi evitiamo un lavoro inutile e mettiamo le nostre noci a parte. Logicamente adesso il minimo lo facciamo, quindi puliamo e togliamo da mezzo, perché altrimenti la gente dice: ma ti vedo troppo insalanuto nella cucina, ti vedo, non mi piace il tuo modo di cucinare, tutto sporco. Invece è tutto pulito. Adesso si fa così, prendiamo anche uno straccetto con il detersivo, facciamo uscire tutto bello bianco e pulito e quindi continuiamo la nostra ricettina. Allora ragazzi, è rimasto tutto pulito, è antico, è vecchio, perché questa cucina ha oltre 70 anni, quindi nonostante ciò è una cucina che ancora tuttora oggi funziona e che logicamente 70 anni di cotture nei piani è normale che qui ti è arrugginito, ti è sciolto tutto. Però è una cucina che ha 70 anni, questa qua è una cucina della miele. Quindi immaginate che all'epoca doveva costare proprio una cifra astronomica, perché è ben fatta, anche se è logicamente vecchia, però è tutta ben fatta, veramente è fatta con molta intelligenza. Dovete sapere che qui c'erano delle altre cose che poi comunque ho dovuto togliere, perché logicamente poi alcune porte si sono proprio totalmente rotte, che non si potevano riparare. E quindi dovete immaginare, guardate qua che intelligenza. Questo è un cassetto che si apre e ci stanno tutti i detersivi. È logico che, date, questo non è questo è il legno che si è rotto, vedete, non riesco ad alzarlo più, però sotto qui ci sono tutto il reparto lì ad angolo, tutto per i detersivi.
veramente fatta come si deve. Ok, no, questo volevo dire perché molte persone stanno sempre a criticare, oh Gesù, come criticate sempre su YouTube, mamma mia, come rompete i coglioni, ma se non avete voglia, andate a vedere video da qualche altra parte, cioè, non capisco. Allora ragazzi, quindi aspettiamo un poco che adesso incominceremo a fare il condimento. Quindi prenderemo un po' di burro, metteremo le noci, facciamo un pochettino dorare e dopo andremo a mettere, togliendo la foglia dall'oro, le nostre lenticchie, quindi facciamo tutto insaporare e dopodiché quando noi andremo a cuocere i ravioli li andremo poi a inserire in questo sughetto con giusto un po' d'acqua di cottura e quindi andremo ad insaporire i ravioli ed avremo il suo condimento. Allora ragazzi, siamo pronti quindi per iniziare. La prima cosa che noi faremo sarà quella di togliere la foglia di alloro, perché altrimenti ce la dimentichiamo e lei continuerà a dare il suo gusto, quindi è molto importante toglierla. Allora noi faremo questo soffritto, diciamo, con le lenticchie. Allora le lenticchie, se voi non l'avesse profumato alle cipolle e compagnia varia, quindi fatto delle lenticchie già saporite, quindi avete cucinato solo le lenticchie normali senza aggiungere niente, allora per farle insaporire prendete un po' di burro e semplicemente un po' di cipolla. Noi non lo faremo perché le nostre lenticchie già sono belle condite a soddisfazione, quindi andremo ad inserire queste lenticchie quando il burro si sarà sciolto, ma prima di inserire le lenticchie per una trentina di secondi metteremo praticamente la nostra granella di noci. Poi abbiamo preso un altro pentolino dove faremo questo sughetto che durerà all'incirca 2 minuti, andremo a mettere dello scalogno e poi quindi andremo a mettere il nostro sughettino, i nostri pomodorini che andremo a condire con sale, pepe e basilico. Cottura 2 minuti massimo, compreso anche la duratura delle cipolline, perché noi questo dobbiamo fare in modo che sia non troppo cotto e quindi queste qui le andremo semplicemente a riscaldare. Quindi questo è fatto della cucina di classe, che roba da mettere tutto cose in mezzo e quindi poi vado a mettere a lavare pure tutto cose. Quindi iniziamo con l'acqua e sale che servirà praticamente serviranno logicamente per i ravioli che adesso io vi farò vedere tra poco, ma nel frattempo incominciamo a creare i nostri sughetti senza perdere altro tempo. Quindi facciamo qui, poi prendiamo la nostra padellina e facciamo qui, che non funziona mai, quindi veloce e rapido, voilà, veloce e rapido. Ho detto, la cucina ha i suoi bei 70 anni, quindi allora non aggredite troppo con il fuoco, mi raccomando. Allora un attimo solo che prepariamo quindi i nostri sughettini. Qua mi raccomando a non fare bruciare l'olio. Qui andremo già a inserire il nostro scalogno che non dovrà dorare, va a essere fatto proprio una mini cottura qui. Allora ragazzi, un attimo solo che incomincio a preparare il sale e il pepe. Il sale noi andremo a mettere del sale rosa e del pepe normale. Qui si sta praticamente sciogliendo il nostro burro. Qua hanno incominciato anche a friggere, quindi con una forchettina possiamo leggermente girare. Qua appena sentiamo l'odore, che non dobbiamo cuocerle,
deve venire un sugo tutto saporito, ragazzi. Quindi appena si sente l'odore potete incominciare a mettere i pomodorini. Voilà, l'odore si sente, il burro si è sciolto, quindi incominciamo prima con questo. Noi faremo qua una cottura brevissima di 2 minuti. Allora, per quanto riguarda qua invece incominceremo ad inserire le nostre noci. Logicamente scegliete una quantità che più vi fa piacere e incominceremo anche ad inserire le nostre lenticchie, dopodiché il tutto noi lo andremo praticamente a stufare con un po' d'acqua di cottura e quindi noi andremo a cuocere i nostri, cioè per 20 secondi andremo a insaporire i nostri ravioli in questo sughettino. Quindi adesso fate prendere un poco, appena sentito lo sfrigolio, qui è proprio a posto, giusto il tempo di mettere un po' di sale, un po' di pepe e un po' di basilico e chiudiamo sotto il fuoco. Voilà ragazzi, allora qui abbiamo spento in entrambi i casi sotto al fuoco. Diciamo che questo procedimento serve solo per dare ancora più di sapore al piatto, quindi un po' più di sapore, quindi uniamo tutti gli ingredienti. Una cosa importante è che non aggiungete troppo sale, perché dopodiché dopo andremo ad allungare con l'acqua salata della pasta e quindi poi va a finire che diventa troppo salato, perché poi ci sta anche il salato di questo. Adesso prendiamo un altro pentolino, andiamo a prendere un altro pentolino dove andremo praticamente a riscaldare, solo a riscaldare le nostre melanzane. Potrei farlo anche in forno, andando si sporcano. E incominciate anche a separare per la decorazione delle foglioline di basilico. Allora, per vedere che un piatto nel totale viene buono dovete sempre assaggiare. Le lenticchie sono veramente straordinarie. Il sughetto è crudo, non proprio, però quello che dobbiamo controllare è la quantità di sale. Perfetto, non ci vuole più, era quella giusta acidità. Allora, queste qua adesso controlliamo così a freddo. Perfetto, quindi 3 componenti che sono perfetti, quindi il piatto deve venire per forza buono. Allora abbiamo messo i nostri tortelloni qui nel piatto che sono pronti per essere messi in acqua. Adesso la prima cosa che noi faremo sarà la decorazione, prendendo uno stampino e quindi mettendo le melanzane giusto al centro, dove verranno poi adagiati obliqui, verranno adagiati 3 ravioli per piatto e il sughetto praticamente attorno. Quindi adesso iniziamo con le decorazioni. Quindi giusto al centro noi abbiamo messo i nostri troppo farlo a 2 mani sarebbe meglio, però adesso poi lo andremo logicamente a sistemare meglio. Solo voilà ragazzi, allora adesso incominceremo a mettere i nostri ravioli che hanno un tempo di cottura molto breve, sarebbero 3 minuti. Quindi andremo a mettere giusto un po' d'acqua salata nelle nostre lenticchie
quindi facciamo passare questi 3 minuti, 2 minuti li cuociamo qui, poi 1 minuto invece li facciamo insaporire a fuoco vivo nel sughettino, e quindi andremo ad adagiare i nostri ravioloni qui pronti per essere serviti. A più tardi. Voilà, allora ragazzi, che ne dite? Certamente non è proprio chic, eh? Dobbiamo allenarci, ragazzi, questa è una cosa di allenamento. È ovvio che i primi errori sono stati fatti, però noi non molliamo. Allora, buon appetito a tutti, ciao ciao!